invitando la casa farmaceutica a farsi avanti. Intanto sul caso scuola è depositata al TAR una memoria contro il ricorso dei genitori. Caso faccetta nera, seduta ad alta tensione al Consiglio regionale per la mozione di riserva dell'assessore Donatan, 10 favorevoli e 5 contrari, la Lega si astiene, la sfiducia non passa. Nel dibattito in aula l'assessore aveva di nuovo chiesto scusa, ma in aula è scoppiato ugualmente il dibattito, dall'opposizione la richiesta netta: condanni il fascismo. In meno di 20 giorni una famiglia annientata dal Covid dopo la morte del falconiere di Mira Ivan Busso e la scomparsa della madre. È toccato al papà, il paese sconvolto. Pazienti anziani affetti da altre patologie contagiati dal Covid assumendo dosi importanti di vitamina D hanno superato meglio la malattia. Lo studio dell'Università di Padova. Tragico schianto lungo l'autostrada 4, scontro tra due mezzi pesanti all'altezza di Porto Gruaro. Uno dei due camionisti perde la vita. 2 ettari di terreno agricolo cosparsi di mais e veleno causano la morte di centinaia di animali selvatici. È accaduto a Gazzo Veronese, il responsabile sarebbe un 80enne che voleva sterminare le nutrie. Da Alleghe a Zoldo, da Falcade alla Marmolada, il flash mob in contemporanea degli impiantisti dell'Alto Agordino e degli operatori del turismo invernale che chiedono al governo risposte e ristori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con il sondaggio di questa sera dedicato alla scuola. Come sempre l'esito nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. Il quesito lo vedete appunto in sovraimpressione: scuole superiori, tornare in classe subito. Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito allo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, 162 6690. Questo quindi il quesito. Ed ora vediamo invece il consueto punto stampa del governatore Zaia. Calano i ricoveri per Covid in Veneto, ma rimane molto alto il numero dei decessi, erano 161 questa mattina. La regione intanto si trova a fronteggiare il dimezzamento delle dosi di vaccino in arrivo e Zaia lancia un invito alla Pfizer affinché venga a produrre in Veneto. Faccio appello a Pfizer che se volesse fare qualcosa in Veneto, noi ci siamo, ma ci siamo anche con la finanziaria regionale se serve. Nel limite di tutte queste pastoie burocratiche che ci sono in questo paese, perché c'è la ricerca del ladro spasmodica, però insomma davanti a un fatto sanitario, con tutte le tutele del caso, se si tratta di produrre vaccini per i veneti, noi siamo qui, e per i veneti, anche noi non veneti, ma figuriamoci, per tutti. Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il presidente della regione Luca Zaia si rivolge direttamente alla Pfizer. Di fronte al taglio, al momento incomprensibile, aggiunge, del 53% delle forniture di vaccino anti-Covid fin qui assicurati al Veneto, il governatore invita la casa farmaceutica a farsi avanti. Pfizer, ha osservato Zaia, cerca realtà per produrre i vaccini e immagino che i nostri imprenditori siano pronti. Calcolando 6 dosi per flacone, questa settimana il Veneto è sceso dalle 48.000 dosi previste a poco più di 22.000. Zaia chiede una ridistribuzione dei vaccini sul piano nazionale per garantire le seconde dosi. Non ha nessun senso tagliare il 54% al Friuli Venezia Giulia, il 53% al Veneto, il 51% all'Emilia Romagna e poi ad altre regioni tagliare poco o nulla o addirittura zero. Allora diciamo in questo lasso di tempo di 15 giorni facciamo in modo, diamoci un principio, che tutti possano fare la seconda dose, che è un tema etico ma è anche giuridico oltre che sanitario. Nel frattempo Zaia ha anche annunciato l'azione contro il ricorso al TAR presentato da 17 genitori per chiedere la sospensione cautelare e l'annullamento dell'ordinanza regionale del 4 gennaio scorso, firmata dallo stesso presidente, che prolungava al 31 gennaio la chiusura delle superiori in Veneto, disponendo per tutte la didattica a distanza al 100%. Spero vivamente che venga valutato approfonditamente questo ricorso, perché comunque non può passare l'idea che scelte dettate dai tecnici si risolvano con sentenze di tribunali senza tenere presente il motivo fondante per cui si fanno le ordinanze. Se da un lato è giusto garantire il diritto allo studio, che è garantito, vorrei ricordarvi, con la didattica a distanza,
ma è giusto, è sacrosanto che i ragazzi debbano tornare a scuola in presenza. Dall'altro è altrettanto vero che c'è un altro diritto insindacabile che è quello alla salute. A Palazzo Ferrofini, ora caso Faccetta Nera, seduta ad alta tensione oggi pomeriggio in Consiglio regionale per la mozione di riserva nei confronti dell'assessore Elena Donazzan. Ci colleghiamo quindi con i nostri inviati Ilaria Marchioli con Paola Barbato. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Marta, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo qui a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale, dove si è da pochi minuti conclusa questa discussione che è andata avanti tutto il pomeriggio, questa mozione di riserve che era stata presentata. Vi dico subito quali sono stati i voti: 47 i presenti con 10 voti a favore, 5 contrari, 32 astenuti. Insieme a me ci sono Arturo Lorenzoni dell'opposizione e Alberto Villanova, capogruppo Lega Gruppo Misto Zaia. Però prima di sentire le loro voci, l'opinione sul voto su questa mozione di riserva che quindi è andata a cadere visto l'esito dei voti, ripercorriamo questo pomeriggio. Il Consiglio di oggi con questa mozione è l'occasione che mi permette di ribadire in modo ufficiale le mie scuse in quest'Aula. Non era mia intenzione offendere nessuno e certamente non mi troverò mai più nella circostanza di rispondere ad una trasmissione, qual è la Zanzara, irridente sopra le righe, creando involontariamente imbarazzo alla mia amministrazione regionale. Poche parole in un clima teso, quelle usate da Elena Donazzan, sottoposta al fuoco incrociato di opposizione parte della maggioranza per aver intonato Faccetta Nera alla radio, un caso mediatico divenuto politico ed entrato a Palazzo Ferrofini attraverso una mozione di riserve presentata dalla minoranza ma sostenuta dagli stessi alleati della Lega. In molti mi sono stati vicini in questa settimana così carica di tensione e che dimostra una cosa sola principalmente, che su alcuni temi la nostra nazione ha ancora ferite aperte ed un clima che non permette leggerezze. Accade nella vita di sbagliare. Ammissione che però non basta all'opposizione. O si rifiutano quei metodi e tutte le nefaste conseguenze che hanno portato e possono portare, o si avvalla quell'atteggiamento benevolo verso il regime dittatoriale. Non c'è una terza posizione. Chiede una condanna formale del fascismo il Movimento 5 Stelle con Erika Baldin, netta anche la richiesta dei Dem. Condanni con chiarezza in quest'Aula insieme a noi il fascismo, prenda le distanze da quelle idee, da quella pagina buia della storia europea. Contro ogni forma di totalitarismo si professa invece Forza Italia, 2 pesi e 2 misure, tuona Venturini che fa un collegamento con la crisi a Roma. Noi siamo il paese dove se sei da una parte, allora sei un voltagabbana disperato e se sei dall'altra, sei un costruttore virtuoso. Cita tra gli altri Hannah Arendt e il libro Un anno sull'altipiano il consigliere della Lega Marzio Favero che tenta una sintesi politica e storica. Noi come esponenti regionali dobbiamo capire che siamo l'espressione di una volontà politica di carattere democratico che si è formata nell'esperienza resistenziale, quando comunisti, fascisti, socialisti, democristiani, repubblicani, persino monarchici capirono che dovevano essere uniti assieme contro il nemico. Mi sentite? Ti sentiamo. Eccoci qui, scusate, abbiamo avuto qualche problema con l'audio. Allora, dicevamo in apertura, la mozione dunque non è passata, favorevole l'opposizione, contrari i Fratelli d'Italia e poi c'è stata l'astensione da parte del gruppo Zaia, Lega e Gruppo Misto. Allora, Arturo Lorenzoni, lei nel suo discorso ha aperto innanzitutto evidenziando come questa mozione di riserve non fosse mai
avvenuta in 50 anni di storia, e poi ha voluto in realtà appellarsi e richiamare il singolo ad uno sguardo verso il futuro. Lei come commenta questo voto e quanto è stato discusso nel pomeriggio, che sono state parecchie ore? Ma sì, l'appello che io ho portato ai colleghi consiglieri è stato quello di interfacciarsi direttamente tra il messaggio che si voleva dare con la mozione, che era un messaggio di presa di distanza da quello che è l'esperienza fascista. Le parole dell'assessore Donazzan, al di là dell'aspetto così folcloristico anche della canzone, hanno disturbato perché erano troppo vicine, troppo accondiscendenti con quello che è un regime che nel nostro paese ha lasciato un segno assolutamente negativo e di dolore. E quindi quello che chiedevamo con la mozione era proprio di esprimersi in relazione a quel periodo e di prendere le distanze, perché la nostra Costituzione è profondamente basata sui valori diciamo così, della resistenza, sui valori della libertà e della democrazia, che erano stati traditi in quel periodo, e vogliamo ribadire questo. Nella discussione in aula poi effettivamente questi sono dei valori che abbiamo visto condivisi anche dalla maggioranza dei consiglieri, e questo è molto importante. A me personalmente è dispiaciuto che non fosse presente il Presidente, perché era un tema che dal mio punto di vista meritava di essere discusso ad altissimo livello nella nostra regione, per rafforzare quelle che sono le basi della nostra democrazia e i valori su cui vogliamo costruire la nostra politica del futuro, non tanto rimembranze o cose di questo genere qui. Ecco, Lorenzoni, lei come commenta questo risultato? Ma c'è uno spirito di... Se lo aspettava? Ma sì, me lo aspettavo, insomma c'erano state delle indiscrezioni nei giorni scorsi e quindi io ho notato che qualcuno è uscito dall'aula e questo è un segnale forte dal mio punto di vista, anche politico, perché un intero gruppo si è assentato e quindi quello è un elemento importante. E certo, me lo aspettavo, io speravo che ci fosse un po' più di audacia non tanto nel condannare la persona, perché non era questo lo spirito era quello proprio di prendere le distanze da un atteggiamento accondiscendente verso il regime fascista. Grazie Lorenzoni. Villanova, invece lei ha esordito dicendo che comunque il comportamento dell'assessore è stato un comportamento fuori luogo, sia per la risonanza della trasmissione che per il ruolo che ricopre, ma lei si è augurato che d'ora in poi veramente l'assessore sia chiamata ad occuparsi proprio di quelle che sono le sue deleghe, la scuola, la formazione, perché in questo momento è un settore importantissimo e che richiede moltissimo impegno. Sì, assolutamente. La nostra condanna di quelli che sono stati i fatti della Zanzara è stata totale, è stata una condanna netta, è stato un errore molto grave da parte dell'assessore. Detto questo, sono arrivate le scuse che noi avevamo chiesto ad Elena Donazzan, sono arrivate in maniera netta, che non lasciano spazio a grandi dubbi, e quindi ho chiesto all'assessore che ricominci a lavorare immediatamente per quelle che sono delle priorità dei veneti e della nostra regione, cioè occuparsi della scuola, perché la gestione del ministro in questi mesi è stata disastrosa e ha provocato dei danni veramente importanti, danni per i quali il Veneto deve mettere una pezza, e l'assessore in primo luogo deve tornarsi a occupare appunto della scuola per dare risposte agli studenti e alle famiglie. Dopodiché c'è tutto il tema delle crisi aziendali, e anche qui sappiamo che la mancanza dei ristori che non sono arrivati dal governo sta provocando grandissimi danni, e abbiamo bisogno di un assessore che sia sul pezzo e che si occupi, con la fiducia della sua maggioranza, si occupi di questi temi, invece di andare a cantare delle canzoncine nostalgiche che non hanno nessuno spazio nella nostra regione e nel nostro paese. Ecco, avete sentito dunque il commento proprio a caldo di Alberto Villanova e Arturo Lorenzoni, e io li lascio andare perché naturalmente l'attività del Consiglio regionale sta continuando, ci sono altre votazioni, li ringrazio, e se non ci sono ulteriori domande dallo studio restituisco la linea. Grazie per questo collegamento a Ilaria Marchiori e Paola Barbato. Noi torniamo a parlare di Covid perché c'è un importante studio dell'Università di Padova sul ruolo della vitamina D nella cura della malattia. Sentiamo. Il trattamento con vitamina D produce dei risultati molto buoni in termini di decorso della malattia, che vuol dire che il numero di decessi e il numero di trasferimenti in ambiente rianimatorio
si riduce in modo molto marcato. Pazienti anziani affetti da altre patologie e contagiati dal Covid, assumendo dosi importanti di vitamina D, hanno superato meglio la malattia. Lo studio, che evidenzia scientificamente il ruolo di questa cura per combattere il Covid, è stato coordinato dall'Università di Padova con il supporto dell'Università di Verona, Parma e degli istituti di ricerca CNR di Reggio Calabria e Pisa. I risultati, che aprono nuove prospettive per affrontare il Covid, sono stati pubblicati sulla rivista Nutrients, che sempre a novembre aveva diffuso i risultati di una ricerca simile condotta in Francia. Lo studio padovano ha analizzato il decorso ospedaliero di pazienti ricoverati in ospedale dopo la scoperta della positività al virus. Il professor Giannini dell'Università di Padova, che fa parte del team, è chiaro: la vitamina D non impedisce alle persone di contrarre il Covid, ma sembra essere efficace nell'impedire il decesso o il trasferimento in terapia intensiva. Si stima che possa ridurli dell'80%. Il nostro non ha preso in considerazione il trattamento ha preso in considerazione il trattamento ospedaliero. Il risultato che abbiamo ottenuto, ripeto, nei pazienti molto comorbidi è un risultato molto robusto in termini di efficacia, sempre su un obiettivo molto ambizioso, che è quello di evitare mortalità. I pazienti curati con la vitamina D durante la prima ondata del Covid avevano in media 74 anni e tutti presentavano altre patologie piuttosto gravi. I dati statistici analizzati dai ricercatori padovani hanno dimostrato che maggiore era il numero delle comorbidità presenti, più evidente era il beneficio indotto dalla vitamina D. Famiglia sterminata dal virus, a Malcontenta c'è sconcerto per la morte in meno di 20 giorni dei coniugi Gianni e Gina Busso e del figlio Ivan a causa del coronavirus. Il primo dell'anno la scomparsa a causa del coronavirus del falconiere di Malcontenta Ivan Busso a soli 42 anni. Il 15 gennaio era mancata la madre di Ivan, la signora Gina Smerghetto di 65 anni, sempre per il Covid. Poteva bastare. Invece, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 gennaio è deceduto all'ospedale dell'Angelo, sempre a causa del virus, Gianni Busso, 72 anni, papà di Ivan e marito di Gina. Ognuno di loro dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Per Gianni Busso il ritorno in reparto dopo la terapia intensiva aveva dato un po' di speranza alla nuora Elisa, la vedova del figlio Ivan. Sembrava stesse migliorando, invece il cuore non ha retto. Forse per i due coniugi verrà celebrato un unico funerale a Sant'Ilario di Malcontenta. Una vicenda familiare davvero unica e incredibile, dove per fortuna spicca l'aiuto concreto della comunità di Malcontenta ai familiari delle 3 vittime consanguinee, in particolare alla moglie di Ivan e alla loro bambina di solo 2 anni. Ancora cronaca, tamponamento tra 3 autotreni in autostrada Portogruaro all'ora di pranzo. Un camionista ha perso la vita nello scontro. Un giovane camionista è morto in autostrada A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza per un tamponamento tra 2 tir avvenuto poco dopo le 13. 3 i mezzi pesanti coinvolti. La vittima, un 25enne italiano, in seguito all'impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco lo hanno estratto, gli operatori del 118 hanno tentato di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai pompieri e alle ambulanze, sono arrivate le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Per consentire l'arrivo dei soccorsi, il tratto autostradale è stato chiuso e anche l'allacciamento A4 A28 per chi proveniva da Conegliano in direzione Venezia. Le code hanno raggiunto punte di 2 chilometri. La circolazione verso sud è ripresa poco prima delle 16. 2 ettari di terreno agricolo cosparsi di mais e veleno causano la morte di centinaia di animali selvatici a Gazzo Veronese. Dai primi accertamenti sembra che il responsabile sia un anziano che voleva sterminare delle nutrie. Nutrie, fagiani, lepri, anatre, aironi, sono almeno un centinaio gli animali selvatici morti avvelenati in un terreno agricolo a Gazzo Veronese. L'allarme è scattato stamattina quando sono state rinvenute le carcasse e si è visto che l'area, circa 2 ettari di terreno agricolo, non lontani dall'oasi del Busatello, sito di importanza comunitaria frequentato da molte specie selvatiche, erano cosparsi di mais avvelenato. Sul posto la polizia provinciale, che avrebbe già individuato il presunto responsabile, un anziano
anziano residente nel Mantovano che avrebbe detto di aver agito per eliminare le nutrie che infestavano la zona. Gli effetti sono stati devastanti. Sul posto anche la Protezione Civile, il Comune, i Vigili Urbani, il Consorzio di Bonifica, ma anche diversi volontari. Sono state raccolte le carcasse degli animali e per quanto possibile i chicchi di mais. Una nota della provincia di Verona precisa che si teme che il veleno ingerito da diversi animali possa entrare nella catena alimentare dei predatori, tra i quali i rapaci. È stato coinvolto anche il servizio veterinario dell'ULSS 9 Scaligera. L'organizzazione internazionale Protezione Animali ha dato mandato ai suoi legali per sporgere denuncia per avvelenamento, disastro ambientale e uccisione di animali. Sono scese in piazza da Alleghe a Zoldo, da Falcade alla Marmolada, un flash mob contemporaneo oggi, quello degli impiantisti dell'Alto Agordino e degli operatori del turismo invernale che stanno pagando per la pandemia e chiedono risposte e ristori. Siamo qui oggi per chiedere certezze per il futuro, per la possibile apertura, speriamo, e per la certezza di ristori economici per tutta la filiera. Un flash mob organizzato seguendo scrupolosamente tutte le disposizioni anti-Covid ha unito simbolicamente impiantisti e operatori turistici dell'Alto Agordino, da Alleghe a Zoldo, da Falcade alla Marmolada, come mostrano le immagini fornite dal sito di Radio Più. L'eco del suono dei clacson ha oltrepassato i confini delle Dolomiti, ineffabilmente imbiancate come non mai, eppure rimaste chiuse per disposizione delle norme varate per il contenimento del contagio. La montagna è vita e qui si sopravvive aggrappati alla speranza di poter tornare alla normalità. A Falcade la protesta è stata silenziosa, le auto schierate, ognuna a rappresentare le tante categorie del turismo invernale che chiedono risposte e ristori. Mentre continuano a tenere aperti centri commerciali al chiuso, catene di negozi che non si sa come non hanno mai chiuso, le fabbriche sono tutte aperte e gli operatori del settore turismo tutti chiusi. Il governo deve essere chiaro e coerente e se decide di non farci aprire deve cominciare a distribuire i ristori, perché le fatture sono da pagare, perché la gente è da pagare e perché le famiglie cominciano a patire la fame. La situazione è durissima per tutti perché il turismo è famiglia, non dimentichiamolo, hanno detto all'unisono, tutti insieme, pacificamente, a rappresentare la forza della montagna unita. Ed era l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri TG. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21:15 l'appuntamento con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi Settimo Gottardo e di senatori Andrea Ostellari della Lega, Daniela Sbrollini di Italia Viva e Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. È tutto, grazie per l'attenzione, come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Cambia la circolazione atmosferica. Giovedì una perturbazione colpirà il nostro territorio, ma già mercoledì ci saranno le prime avvisaglie di questo mutamento del tempo. Vediamo insieme il dettaglio del 20 gennaio. Sul Veneto il cielo si presenterà piuttosto grigio e nuvoloso. Al mattino possibile anche qualche foschia o nebbia. Sarà bassa la probabilità di locali piovaschi, ma non del tutto da escludersi. Temperature minime in lieve aumento con valori sopra lo zero dappertutto per quanto riguarda le minime, massime invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, un cielo che si presenterà in prevalenza coperto, qui entro sera saranno probabili dei piovaschi. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece sui 3-9 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui la regione sarà spaccata, vedete, in due settori con tanto sole sui settori settentrionali, molte nubi invece altrove. Temperature minime intorno ai meno 3 gradi, massime sui 4 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.